Don Giuseppe Tommaselli vede sua sorella in purgatorio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Don Giuseppe Tommaselli, che era un sacerdote appartenente ai Salesiani, no? L'ordine fondato da Don Bosco, sacerdote ed esorcista. Don Giuseppe Tommaselli dedicò tutta la sua vita a compiere il ministero sacerdotale e dedicò la sua vita anche alla liberazione di quelle anime che erano possedute dal maligno, ed ebbe anche delle esperienze straordinarie. Vide infatti in purgatorio sua madre e sua sorella. Queste sue straordinarie esperienze furono raccontate da Don Giuseppe Tommaselli in un suo diario spirituale. Egli dice: avevo una sorella, Giuseppina, la quale trascorse la vita in una grande vicinanza con Dio. Ogni giorno andava a messa e si comunicava. Ogni pomeriggio faceva la visita a Gesù sacramentato. Era di vita semplice, sino all'età di 88 anni non conosceva cosa significasse matrimonio e offrì la sua verginità a Dio con voto privato. La morte è per tutti. Nell'ultimo periodo della vita si ammalò gravemente. Io chiesi a Gesù: Gesù, mia sorella, dopo la morte, starà molto in purgatorio? No, rispose Gesù. L'indomani del Natale del 1980 morì con i conforti religiosi ed un sacerdote a fianco. Chiesi a Gesù: mia sorella dov'è? In purgatorio, mi rispose. E quando uscirà dal purgatorio? Il 5 febbraio prossimo, fra 40 giorni. Il 5 febbraio, verso le 10, Dio permise una manifestazione. Giuseppina, in sembianze giovanili, mi disse: ah, Giuseppe, mi trovo, sai, in un grande giardino profumato, vicino al più bel sole della vita. Gesù, sai, fratello caro, ti penso sempre, ma soprattutto nell'estasi d'amore con lo sposo godo in premio alla mia vita passata nella purezza perfetta di anima e di corpo. Ti amo sempre e non ti dimentico mai. Grazie, Giuseppe, delle sante messe che mi hanno aiutato a entrare in paradiso con più fretta. Prega sempre per le anime del purgatorio, ma soprattutto per i consacrati.